Un 77enne di Mogliano è stato abbracciato e si è trovato senza portafoglio. Stessa sorte era capitata ad un 90enne di Preganziol. L'identikit dell'autrice di quella morsa d'affetto è quello di una giovane donna dai modi carini e il sorriso ammagliante. Una donna capace di selezionare le sue vittime e derubarle in una manciata di secondi, appena il tempo di un abbraccio, appunto. I due episodi sono avvenuti a distanza di qualche settimana l'uno dall'altro sull'asse del Terraglio. Il primo in ordine di tempo a Mogliano a farne le spese il 90enne. Sono la figlia di Maria, le ha raccontato la donna. Se vuoi posso venire da te e possiamo stare un po' assieme. Quando l'uomo si è però liberato dall'abbraccio, continuando a chiedersi chi fosse Maria, era già troppo tardi. La donna le aveva già allungato una mano nel borsello, riuscendo a rubargli la carta di credito. Il secondo episodio è capitato domenica a un 77enne di Mogliano, anche lui vittima di quell'abbraccio. L'uomo sarebbe stato addirittura seguito dalla donna dai capelli scuri, che pochi passi dopo il prelievo al bancomat lo avvicinando, rubandogli il portafoglio. Una volta scoperto l'inganno, anche a lui non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine.